bozza d'intesa dell'autonomia stasera sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Il ministro Stefani: il percorso non è concluso, per il governatore Zaia accolti oltre 2/3 delle richieste, ma così com'è l'accordo non può essere firmato. E continuano le manifestazioni di dissenso, soprattutto dalle regioni del sud, pronte ad opporsi all'autonomia. Studio fotografico razziato dai ladri, colpo da 160.000 euro, sotto shock uno dei soci, Flavio Favero: restituitemi per favore almeno gli hard disk. Un richiedente asilo nigeriano ha aggredito il dipendente di una cooperativa, la prefettura ha revocato il provvedimento di accoglienza. Ha indossato una parrucca, ha impugnato una pistola e ha tentato di entrare in una gioielleria di Crespano, ma la presenza della bussola all'ingresso ha fatto desistere il bandito, che è scappato. Carnevale di Venezia: è stata firmata in giornata l'ordinanza per gestire la prevista invasione di Calli e Campielli, tornano transenne e sensi unici. Ed oggi è la festa degli innamorati, i mariti che corrono dalle mogli con un mazzo di rose, chi invece ancora sta aspettando l'amore, una festa comunque sentita. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Lo avete dunque sentito dai titoli: la bozza d'intesa dell'autonomia sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Dalle 19 di questa sera il ministro Stefani specifica che la procedura non prevede in CDM voti sui testi. Siamo consapevoli, ha aggiunto il ministro, che il percorso non è concluso, ma siamo ottimisti sul risultato. Per il governatore Zaia sono stati accolti oltre 2/3 delle richieste del Veneto, ma così come l'accordo ancora non può essere firmato. Sentiamo. Percentualmente siamo a un 70%. Siamo ben oltre la metà strada verso un'intesa fra Stato e Regione sull'autonomia del Veneto, secondo il governatore Luca Zaia, che rimane ottimista dopo il giro di consultazioni tra i ministeri terminato nei giorni scorsi. La bozza dell'accordo è in questi minuti sul tavolo del Consiglio dei Ministri, riunito alle 19. Io immagino che da stasera il Consiglio dei Ministri analizzerà la bozza, faranno la lista dei punti nevralgici e poi ci sarà, come ha annunciato Conte a fine dicembre, ci sarà il Presidente del Consiglio che affronterà il one to one con i singoli governatori per le singole partite. Allo stato attuale, comunque, puntualizza Zaia, la bozza non è firmabile da parte del Veneto. Vanno risolte delle criticità, se no no, cioè bisogna che ci siano criticità risolte, ma lo sappiamo, non mi preoccupo perché abbiamo lo spazio per trattare ancora. Del resto, ragazzi, questa lo sapevamo dal primo giorno che non era una passeggiata. L'accordo invece è già stato trovato sul tema cruciale delle risorse economiche. Si parte dalla spesa storica, riferisce il governatore, che verrà superata nel giro di 3 o 5 anni con la norma finanziaria scritta ieri. Dopo il primo anno di avvio si arriverà gradualmente a un riparto delle risorse basato sulla media nazionale. La norma finanziaria, come si dice, l'articolo riguardante la norma finanziaria, come è stata discussa ieri, a noi va bene. Puntuale la risposta alle critiche di chi vede nell'autonomia una forma dolce di secessione o il pericolo di un aumento delle disuguaglianze. Non possiamo accettare che qualcuno dica che questa è la secessione dei ricchi, perché vuol dire prima non rispettare la Costituzione, dopo non aver capito nulla. Idee diverse ce ne sono molte, allarga le braccia Zaia, ma quelle più inaccettabili arrivano sorprendentemente da colleghi governatori. Non posso accettare che ci sia il collega De Luca che invece di fare una battaglia per portare a casa l'autonomia fa la battaglia perché gli altri non abbiano autonomia. Vuol dire che la campagna ha scelto l'assistenzialismo, ce lo dica. Ottimista il presidente Veneto anche sull'iter del provvedimento, che dopo la firma tra Stato e Regione arriverà blindato in Parlamento. Le Camere potranno solo approvarlo o bocciarlo, ma non apportare alcuna modifica. La vera pietra miliare è l'uscita dal Consiglio dei Ministri e la firma dell'intesa, dopodiché il tema del passaggio parlamentare io spero vivamente che ci sia prima delle europee. E continuano le manifestazioni di dissenso, soprattutto dalle regioni del sud, pronte ad opporsi all'autonomia. Con l'avvicinarsi dell'ora X, ovvero del Consiglio dei Ministri, chiamato questa sera a pronunciarsi sulla bozza dell'autonomia, cresce il malessere, soprattutto delle regioni del sud. Riunirò tutti i sindaci della provincia di Benevento per evidenziare il pieno dissenso nei confronti di una riforma che di fatto sancisce la fine del Servizio Sanitario Nazionale, del sistema di istruzione nazionale, ma soprattutto che determina un gettito fiscale a solo vantaggio delle regioni del nord, spiega il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Intanto questa mattina in piazza Montecitorio, il primo cittadino di Napoli, De
Magistris, con tanto di striscioni, ha organizzato una conferenza stampa durante la quale ha spiegato come a suo dire l'autonomia aumenti le disuguaglianze e le discriminazioni nel nostro Paese. Interviene anche la vicepresidente della Camera, Mara Carfagna. L'autonomia di alcune regioni rischia, dice, di essere una forzatura inaccettabile dell'unità nazionale e dei diritti dei cittadini. È umiliante per il comune buonsenso dover motivare il no a questo modo di procedere sulle autonomie differenziate per 3 regioni, perché mai tutte le altre non dovrebbero chiedere alla spicciolata un po' di materie. È la posizione di Pierluigi Bersani, che poi aggiunge: si riorganizzi dunque la commissione bicamerale sul federalismo già esistente e in un anno di tempo si progetti un'organica messa a punto del sistema. Le conseguenze reali sulla vita del Paese della cosiddetta autonomia differenziata rischiano di essere devastanti, afferma il deputato di Leu Roberto Speranza, che conclude: ci sarà una qualità dei servizi essenziali sempre più disuguale da territorio a territorio. Ed ora torniamo a parlare del maltempo che ha colpito il Veneto a fine ottobre. Questa disgrazia vale esattamente 1.734 milioni. A dirlo è il presidente della regione Luca Zaia. Dallo Stato assicurate risorse per 1.050 milioni spendibili senza lungaggini. Sentiamo. L'uragano che ha colpito il Veneto è stata una disgrazia. Luca Zaia durante il Consiglio regionale ha ripercorso quei drammatici momenti, i danni e la macchina che si è messa immediatamente in moto per aiutare le popolazioni. Dallo Stato, ha detto, sono assicurate risorse per 1.050 milioni che saranno immediatamente spendibili perché affidate alla protezione civile. Per saldare mancherebbero all'appello 600 milioni. Per il momento, ha spiegato il governatore, però il problema più preoccupante è il rischio valanghe. Abbiamo identificato 86 siti valanghivi, 9 siti valanghivi. Vuol dire che noi abbiamo 86 rischi di valanghe. Vi ricordo che questi sbalzi qua, qualche problema ce l'abbiamo, che sono esattamente a ridosso dei centri abitati, quindi c'è l'incomunità pubblica. È una preoccupazione, sono proprio quelli dove il legname resta lì, perché sennò sarebbe un trampolino di lancio quei pendii. 86 siti in 20 comuni, 17 sono nel Bellunese, 3 nel Vicentino. In primo piano poi il rimboschimento. Vogliamo ripristinare un patrimonio boschivo e forestale che è determinante per il futuro economico della nostra regione, ha spiegato il sottosegretario alle politiche agricole Franco Manzato. Il governo si è mosso immediatamente con la finanziaria, ha predisposto in termini subito finanziari 525 milioni di euro per le regioni che sono state colpite, oltre a altre risorse e altre circa 30-40 milioni di euro distribuite negli altri ministeri per intervento rapido sia sul mantenimento del territorio, affrontando anche la calamità in tutti i suoi aspetti. Questo vale per il 2019, poi ci saranno risorse per il 2020 e 2021. Stiamo predisponendo, ha concluso Manzato, interventi non solo rispetto ai danni. Anche perché stiamo predisponendo non solamente un intervento rispetto ai danni che sono successi, ma anche sulle filiere, le imprese delle filiere forestali, cioè la fiscalità. Interverremo sulla fiscalità perché così le segherie, le aziende boschive e chi lavora nel comparto legno possa approfittare non solamente di questa calamità per essere una spinta in avanti e guardare il futuro, ma anche utilizzando la legge sulle foreste, che è dinamica, è stata cambiata, è dinamica, quindi puoi tagliare, quindi puoi essere competitivo rispetto alle segherie o le imprese austriache che oggi comprano il legno veneto italiano e poi ce lo rivendono. Ci spostiamo ora nel Trevigiano con la cronaca. Studio fotografico razziato dai ladri, colpo da oltre 160.000 euro. Faccio questo appello qua, se potete restituirmi il hard disk perlomeno, non so, scusate ma adesso mi commuovo un attimo, quindi... Con la voce rotta dall'emozione per lo shock, Flavio Favero, socio della ditta Emozioni, è ancora incredulo. Fatica a capire il motivo per il quale i banditi si siano portati via anche gli hard disk con l'archivio storico dell'azienda. Un danno ingente e non quantificabile, ma gli oltre 15 anni di scatti fotografici catalogati scrupolosamente non sono l'unico danno arrecato allo studio fotografico in via Roma a Villorba. Con il maxi furto avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì sono spariti PC, macchine fotografiche professionali e obiettivi, oltre 160.000 euro di preziosa apparecchiatura fotografica. Macchine fotografiche, portatili, agganciati alle macchine fotografiche,
computer per tutte le stazioni di fotoritocco. Valore della merce? Saremo, calcolando il lavoro perso e tutte le macchine messe là, saranno intorno ai 150-160 mila euro. Da qui sono entrati? Da qui, da questa porta qua. Sono entrati e hanno scavalcato una piccola parete che abbiamo dietro, perché questo è un magazzino, e hanno scavalcato e sono entrati dentro in studio. Per lo studio si tratta di un colpo durissimo, perché l'attrezzatura è fondamentale per smaltire le commesse dell'azienda. In questo periodo, con la Fiera del Mobile, si lavora per ottenere il fatturato di tutta la stagione. Inoltre parte del materiale rubato non era coperto da assicurazione. Un danno che può compromettere l'attività? Sicuramente sì. Il problema più grosso è che in questo settore questo è il momento clou della stagione, perché siamo sotto il Salone del Mobile e abbiamo i servizi che dobbiamo fare per i nostri clienti, però dobbiamo recuperare un servizio di 10 giorni. L'azienda è dovuta correre ai ripari per reperire delle macchine fotografiche, grazie anche alla collaborazione di alcuni fornitori, ma il lavoro degli ultimi 10 giorni è andato quasi completamente perso. Adesso ho appena sentito i fornitori, mi dicono che mi danno una mano per il discorso delle macchine. Un furto che, per come si è svolto, pensa Flavio Favero, è stato fatto su commissione. Però era tutto mirato, perché chi ha portato via l'Assemblea cercavano quello, cercavano determinate cose piuttosto che altre, perché altre non le hanno guardate e hanno... Anche se erano di valore. Anche se erano di valore, sì. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Villorba. Ed ancora cronaca con una rapina fallita a Crespano, sentite il perché. Ha indossato una parrucca e ha cercato di nascondersi sotto un berretto, ha impugnato una pistola e si è diretto verso il suo obiettivo, l'argenteria gioielleria Smart di via Molinetto a Crespano, convinto di poter mettere in atto il suo piano. Quello che non ha considerato però è stata la presenza all'ingresso del negozio di una bussola. Forse proprio la paura di rimanere bloccato tra le due porte d'accesso ha fatto desistere il malintenzionato che ieri sera alle 18:30 ha cercato di rapinare questa rivendita d'argento e gioielli. Colpo fallito dunque, o meglio, mai iniziato, ma è scattata comunque la denuncia ai carabinieri. Un richiedente asilo nigeriano ha aggredito il dipendente di una cooperativa che gestisce il centro di accoglienza di Noventa Padovana. La prefettura di Padova ha revocato il provvedimento di accoglienza. Un nigeriano di 26 anni è stato denunciato per percosse e minacce aggravate e allontanato dall'Hotel Paradiso di Noventa Padovana, del quale era ospite come richiedente asilo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, con tutta probabilità ubriaco, ha aggredito a calci e pugni uno dei responsabili della cooperativa che gestisce l'albergo. La prefettura di Padova ha revocato il provvedimento di accoglienza. Un episodio che riapre dibattito e polemiche sulla struttura che, dopo la chiusura dell'hub di Bagnoli di Sopra, è diventata, con una 60 di profughi, il più grosso centro d'accoglienza della provincia di Padova. Anzi, la chiusura di Bagnoli era stata possibile proprio trasferendo alcuni degli ultimi richiedenti asilo a Noventa. Il sindaco Bisato rinnova l'appello lanciato già allora al ministro Salvini. Io ho già chiesto 4 mesi fa, lo richiedo adesso con forza, che anche il CAS di Noventa, centro di accoglienza straordinario, abbia la stessa fine, cioè venga chiuso, o comunque che noi abbiamo quello che abbiamo sempre chiesto, ossia di ottenere un'accoglienza diffusa di 3 per 1000, quindi 33 richiedenti asilo. 4 mesi fa il primo invito al ministro dell'Interno, ha mai ricevuto una risposta? No, a me non risulta di aver mai ricevuto nulla, adesso la faccio di nuovo in video dicendo... caro Ministro, si occupi anche di Noventa. Secondo il consigliere d'opposizione Marcello Banu, alcune novità potrebbero essere all'orizzonte. L'interesse della proprietà con cui ho parlato è quella di riconvertirlo a struttura ricettiva turistica, quindi ritorna a fare l'albergo. Condizione sine qua non è quella che l'amministrazione comunale non mette i bastoni tra le ruote, per sempre a norma di legge, però per le autorizzazioni dell'inizio lavori. Noi abbiamo un termine che è ad aprile. Allora, se ad aprile l'amministrazione comunale lascia la casacca, l'appartenenza politica non prevale sull'interesse di Noventa, noi riusciamo a chiuderlo. 2 casi di violenza in famiglia in provincia di Padova, l'epilogo è identico con l'intervento dei carabinieri.
Il troppo è troppo, così il GIP, arrivato alla terza richiesta di aiuto da parte di una donna vessata dall'ex marito, ha emesso l'ordine di mettere l'uomo agli arresti domiciliari per proteggere la malcapitata. La storia di violenze familiari ha origine da un comportamento vessatorio dell'ex marito, ormai fuori casa ma di vedetta davanti all'abitazione della moglie, con tanto di schiaffi al suo rientro e cura al pronto soccorso e all'intervento dei carabinieri di Monselice. Ma non basta, perché queste violenze familiari non sono mai un fenomeno purtroppo isolato. Un 47enne è finito in carcere per un rosario di vessazioni, violenze e maltrattamenti nei confronti della sua compagna di 41 anni, con cui aveva anche avuto dei figli, a Piazzola sul Brenta. Giornata decisiva oggi anche su un altro fronte per il Veneto, quella dei risparmiatori vittime del crack delle banche popolari. Oggi l'incontro al MEF. La speranza è l'ultima a morire, ma la fiducia è ferita e sta prevalendo la rassegnazione. Sono le 11 del mattino quando le associazioni dei risparmiatori vittime del crack delle banche popolari venete siedono nella sala azzurra del Ministero dell'Economia e della Finanza. Sono state convocate a Roma dal governo per discutere i decreti attuativi del famoso fondo di ristoro e finalmente carta canta, c'è il tanto atteso decreto attuativo. Ci hanno fornito il decreto attuativo, il primo decreto attuativo che segna alcune linee fondamentali che dovranno essere seguite per la procedura che porterà al ristoro, all'indennizzo, al risarcimento dei risparmiatori azzerati. I risparmiatori escono dal confronto col governo con la faccia un po' così che hanno quelli che non sono del tutto soddisfatti. Il motivo è complicato da spiegare, ma giornalisticamente si potrebbe tradurre con un titolo lapidario: è la vittoria della burocrazia. Ci sarà una commissione della CONSAP che valuterà i risparmiatori, c'è una domanda molto complessa da fare. Ci auguriamo venga migliorato un po' la semplicità. Vi dico già che i documenti necessari sono molti, quindi si tratterà di fare una raccolta che comporterà molta documentazione, copie dei documenti di identità, quello basilare, però molta documentazione bancaria per andare a non dimostrare, perché l'onere della prova non c'è, è stato ribadito anche oggi, quindi i risparmiatori non avranno l'onere della prova, non dovranno provare di essere i truffati, ma sarà semplicemente una commissione che dovrà effettuare una valutazione preventiva sulla documentazione. Ora dunque sarà CONSAP, la concessionaria servizi assicurativi pubblici, come ente terzo e quindi obiettivo, a valutare le richieste per un indennizzo che comunque non andrà oltre il 30%. Quello che verrà fatto sarà un accertamento tecnico per verificare se c'è stata una violazione massiva del testo unico sulla finanza, e il pericolo è che adesso tanti risparmiatori non passino questo controllo burocratico e vengano esclusi per errori formali, ma ormai il meccanismo si è messo in moto. Oggi abbiamo il decreto attuativo e continueremo a far pressione. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio ed ora parliamo del Carnevale di Venezia. È stata firmata in giornata l'ordinanza per gestire la prevista invasione di calli e campielli in occasione del Carnevale. Sensi unici e temporanei obblighi e divieti sono le misure che anche quest'anno potranno essere applicate a Venezia nei giorni più caldi del Carnevale, in programma dal 16 febbraio al 5 marzo. L'ordinanza, diffusa oggi dal comandante della Polizia Locale Marco Agostini, dispone specifiche azioni a tutela della circolazione pedonale nel centro storico di Venezia. In particolare il provvedimento prevede che in caso di afflusso di persone tale da compromettere la sicurezza e la fluidità della circolazione pedonale, il personale della Polizia Locale avrà la facoltà di dirottare il traffico e organizzarlo con l'istituzione di sensi unici e temporanei obblighi e divieti, facendo transennare se necessario le aree interdette e inibendo l'accesso in determinate zone in cui la presenza e il transito di persone potrebbe creare pericolo per la pubblica incolumità. L'inosservanza dei divieti prevederà una sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro. Sul fronte del programma prosegue invece il recupero di personaggi ed eventi semidimenticati della millenaria storia della Serenissima.
Dopo la disfida sul Ponte dei Pugni vista nel 2018, annuncia il delegato alle tradizioni Giovanni Giusto, quest'anno tornerà anche la figura del Signore della Notte. Erano praticamente dei personaggi, dei supereroi nel vero senso della parola, va bene, che non avevano paura di affrontare nulla e nessuno, che agivano di notte per la sicurezza di Venezia. Quindi loro erano il vero deterrente, lo spauracchio dei malavitosi. Erano personaggi che si confondevano con le tenebre e uscivano nel momento giusto, e per chi lo doveva affrontare erano dei momenti veramente tragici, tanto che da là sembra addirittura che derivi, attenzione, ti faccio vedere, l'uomo nero, ed era il Signore della Notte. Presentata in questi giorni, è entrata in servizio oggi l'app che dovrebbe facilitare la vita di famiglie e cani nel comune di Padova. Noi l'abbiamo testata per voi con l'aiuto di un'esperta. I cani sono sempre più parte della famiglia, ma anche della quotidianità urbana. L'app Ukidog, presentata dal Comune di Padova, è entrata in servizio per aiutare il rapporto cani-umani e migliorare quella tra cani e cani. Noi abbiamo chiesto a un'esperta di provarla per noi, fornendola delle più sofisticate tecnologie. L'esperta, Penelope, ha accettato con pazienza. Ci si registra, si manda la mail, si geolocalizza il tutto e si va fuori a fare la passeggiata. Quindi adesso andiamo a vedere con l'applicazione se effettivamente funziona e quando incontra gli altri animali ci dice qualcosa. Nel frattempo lo facciamo naturalmente con l'iPhone direttamente in mano a Penelope, in zampa. L'applicazione è di fatto un social geolocalizzato che evidentemente è ancora in fase sperimentale, ma una volta resa stabile potrebbe diventare molto utile. Funzionerà bene però se molte famiglie iscriveranno il proprio cane, altrimenti da sola è fine a se stessa. Quindi può girare e l'applicazione sa che qui ci sono cani che normalmente litigano con Penelope, lei tendenzialmente tende a fregarsene, ma non si sa mai. Se invece c'è un cane che è più aggressivo rispetto a Penelope quando gli viene tolto il suo spazio, ebbene allora sì, questa applicazione può effettivamente servire. Riesco a vedere se ci sono cani aggressivi o ritenuti aggressivi nella zona che frequenta il mio. Ad esempio in questo caso non c'è problema, ma se ci fosse, magari con il proprietario eviteremmo assieme con la stessa applicazione di incontrarci e di far sì che magari i nostri cani possano farsi male a vicenda o semplicemente tirare troppo per il guinzaglio. Oggi San Valentino, festa degli innamorati, i mariti che corrono dalla moglie con un mazzo di rose, c'è che invece sta ancora aspettando l'amore, una festa comunque sentita. Noi siamo andati a sentire i trevigiani. Io non festeggio San Valentino perché secondo me San Valentino è tutto l'anno. E quindi però comunque riceverà qualcosa? No, perché secondo me bisognerebbe ogni giorno essere grati per l'amore che riceviamo e che diamo agli altri, quindi io non sono per San Valentino. Comunque faccio gli auguri a tutti. Siamo in consegna, c'è chi pensa per la moglie, chi pensa per le bambine, per le figlie, quindi un San Valentino dove hanno pensato un po' a tutti. Si continuano a regalare i fiori, alcuni sono solo dei pensieri, altri sono delle cose un po' più importanti, però comunque è una festa ancora sentita, sì. Mi ha regalato queste e poi un quaderno con la tavola periodica perché io faccio lo scientifico al Da Vinci e questo astuccio. Basta amore, è già quello è un regalo, Mi ha portato fuori a pranzo perché è il mio onomastico. Quindi festa doppia? Esatto. Sì. E quindi il regalo è questo o c'è qualche altro pensierino magari? Chi lo sa, magari stasera arriva qualcos'altro, non lo so. Vedremo, sorpresa. Ho fatto un pensiero, proprio un pensiero con la mente e sto aspettando qualcuno. Quindi waiting for a friend, è un'attesa. Però non regalo nulla. Io personalmente non regalo nulla. Attendo. Dove stai andando? Da mia moglie. Dalla moglie? Sì. Hai preso un bel pensiero? Sì, sì. E ti aspetti che anche lei ti abbia fatto qualcosa quando arrivi? O te Sì, mi ha fatto anche lei. Ti ha già fatto? Sì, Cosa ti ha fatto? Boh, non so, vediamo.
Ciao, grazie. La giornata degli innamorati, e quindi auguro a tutti gli innamorati della città di Treviso di godersi questa bellissima città e questa bellissima giornata, ma soprattutto auguro a tutti gli innamorati questa sera di lasciarsi travolgere dall'amore che li unisce. Dimenticatevi i problemi, li riprenderemo per mano domani mattina, ma questa sera veramente godiamoci l'amore, godetevi le proprie fidanzati, mariti e mogli, e non pensate ad altro. Viva l'amore! Bene, prima di chiudere vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20:10, in studio l'assessore al turismo Regione Veneto Federico Caner, che parlerà del nuovo sito di promozione turistica. Ed è tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Sul Veneto tempo asciutto e stabile un po' su tutti i settori. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra 0 e 1 grado, massime comprese tra gli 8 e i 13 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Il sole sarà protagonista della giornata. Non sono infatti attese precipitazioni degne di nota. Il cielo sarà soleggiato su tutti i settori. Temperature minime comprese tra 0 e 3 gradi, massime oscillanti tra gli 11 e i 13 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Lo scenario sarà molto simile, avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra 1 e 4 gradi, massime oscillanti tra i 13 e i 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.